Buongiorno, dopo una mattinata in ospedale che non riuscivo a cattare il fisiatra, volevo ringraziare tutte quelle infermiere, tutte che mi hanno aiutata a trovare, a trovare il reparto, a trovare l'ambulatorio, ecco, il piano, per chi non mi credesse. Perché ho visto tante persone dire è giusto che tu abbia i medicinali gratis perché hai una malattia, però ho visto anche che tutte le persone che come me hanno una malattia mi capiscono perché la burocrazia è lunga, è tormentosa e non si capisce niente, è complicata e ho visto che anche loro, persone con delle disabilità, delle malattie, pagano i medicinali. Ad esempio, questo, l'Opressor, lo prendo, lo assumo una pastiglia la mattina, mezza mattina, mezza la sera per il cuore. Se non ho questo non c'è più la Cristina. È un farmaco salvavita, non è gratis, costa 2 euro e 76, eccolo qua, farmaco, stamattina, farmaco, 2 euro e 76, poi dopo ho tolto una stronzata, ho preso gli spazzolini, in tutto 5 euro, vabbè, ma il farmaco 2 euro e 76, solo questo. E dici, mi prendete per il culo, perché 2 euro dovrebbero regalarmelo, non 2 euro e 76, e 76, mi raccomando i 76, così è. E non vi ho mostrato il prezzo e non mi ricordo neanche quanto costa il Dextradol, che è quello che uso per i dolori e per dormire, per gli attacchi d'ansia, per la depressione, un po' di cose. Il Tavor è a pagamento tutto.